consultazioni di Mario Draghi al governatore Zaia a parlare espressamente di autonomia quale tema prioritario. Autonomia e Covid sono i temi per noi centrali, dice. Partirà ufficialmente il 16 febbraio la vaccinazione per i trevigiani nati nel 41, l'annuncio del direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, che ha fatto il punto della situazione Covid. Alle superiori già 3 classi in quarantena pochi giorni dopo la ripresa delle lezioni, il presidente della provincia Marcon determinato: dobbiamo tenere duro. Telemedicina per le cure domiciliari delle persone oncologiche, il punto della situazione ad un anno dall'inizio della pandemia nella 20ª giornata mondiale contro il cancro. Stazione mobile della polizia locale nei quartieri, obiettivo raccogliere informazioni e segnalazioni dai cittadini che non dovranno quindi recarsi al comando. Per 50 anni ha venduto frittelle e croccante bambini in Calmaggiore, all'ombra del battistero morto, 74 anni Lino Perissinotti, funerali a San Nicolò. Via libera del Comitato Tecnico Scientifico, la riapertura delle piste da sci nelle regioni in zona gialla a partire dal 15 febbraio. Bel segnale, ma non abbassate la guardia, raccomanda Zaia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli lo avete sentito nelle ore delle consultazioni di Mario Draghi, premier incaricato, il governatore Zaia a parlare espressamente di autonomia quale tema prioritario. Autonomia e Covid sono i temi per noi centrali, dice. Inutile che ci riempiamo tanto la bocca di Stati Uniti, di Germania, di Svizzera, di Gran Bretagna e facciamo finta di non vedere che non sono paesi centralisti. Il centralismo è il Medioevo e l'autonomia, ve lo dico sempre, per noi è il Rinascimento. Salvini sa benissimo che il tema dell'autonomia è un tema cogente. Gioca così la carta dell'autonomia il presidente Zaia nelle ore delle consultazioni del premier incaricato Draghi alla Camera. La madre di tutte le battaglie, questo è il senso, non può rimanere fuori da un esecutivo nemmeno di emergenza nazionale. Ovvio che si troverà un dossier sicuro, che è quello dell'autonomia, e l'altro immediato, che è quello del Covid. Due partite del resto strettamente connesse, visto che la sanità è competenza concorrente tra Stato e Regioni, proprio quella sanità veneta pronta già a partire con la cura dei monoclonali dopo l'ok dell'AIFA presieduta dal trevigiano Palù. Adesso sono stati autorizzati, definiamolo in via compassionevole, in via emergenziale, ditelo come volete, ma la sanità del Veneto assolutamente utilizzerà questo nuovo strumento. Capite che nelle prime fasi vuol dire RSA, vuol dire il paziente che ti arriva in pronto soccorso con i sintomi che puoi tentare di trattare con monoclonali, poi sono i medici che decidono. Nuove frontiere della cura che intervengono in un contesto epidemiologico mutato in fretta, come dimostra il calo di contagi e terapie intensive. Vedete che il crollo non ha eguali, andate a guardarvi tutte le curve che volete, non lo trovate. Magari andate a intervistare tutti quei fenomeni che ci hanno rotto le palle a dicembre, gli dite se vi spiegano sta curva qua, però per iscritto. Sul fronte dei vaccini è sempre Zaia a ribadire come non si debba rinunciare alle opportunità da qualunque paese arrivino, Russia o Cina che sia. Una macchina sanitaria, quella veneta, che resta in movimento e che sarà testata a Cortina con l'apertura dei mondiali di sci. Super tamponati tutti, i nostri atleti, verifiche, protocolli e tutto, però rendiamoci conto che anche quello è un'occasione, pur essendo a porte chiuse, mi metto nei panni dei cittadini che magari dicono beh vado, che sono lì e possono esserci, magari vado a vedere la gara all'arrivo, evitiamo l'assembramento, evitiamo di andarci a respirare l'aerosol. Intanto nel pomeriggio il CTS ha dato l'ok all'apertura degli impianti di risalita a partire dal 15 di febbraio a patto che le regioni siano in fascia gialla. E partirà ufficialmente il 16 febbraio nella Marca la vaccinazione per i cittadini nati nel 1941, ad annunciarlo il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Già ieri e oggi partiranno le lettere per ovviamente i nati nella classe 41 che saranno vaccinati nelle giornate dal 16 al 26 febbraio. In 4 macrostrutture. La volontà è quella di recuperare il tempo perso a causa dei ritardi nella fornitura dei vaccini anti-Covid. La macchina dell'ULSS 2 non ha mai spento i motori e ora il cronoprogramma per le prossime settimane è pronto. Il 5 febbraio si partirà con la seconda dose all'ospedale San Camillo, al Giovanni XXIII e all'Oras di Mota di Livenza. Dall'8 al 12 febbraio invece partiranno le vaccinazioni, inizialmente fissate per il 23 gennaio, degli operatori sanitari del territorio, circa 6.000 persone a cui sarà inoculata
immacolata la dose nel centro culturale Casa Riese per il distretto di Asolo, al Pala Ingresso Fiere di Godega per il distretto Pieve di Soligo, all'ospedale Cafoncello per quello di Treviso. Sempre l'8 febbraio verranno vaccinati anche una quindicina di medici di base che non hanno potuto partecipare alle 2 giornate previste per loro nelle scorse settimane. Dal 16 al 26 febbraio invece toccherà a 7.580 che saranno sottoposti all'inoculazione in 4 grandi macrostrutture. Sono una sessantina complessivamente quelle che rispondono ai requisiti richiesti e messi a disposizione dai sindaci della Marca per la campagna vaccinale di massa a partire dai lavoratori dei servizi essenziali. Se arriverà il vaccino e avremo le dosi, naturalmente dal giorno 22 faremo la classe 40, che sono 7.526. Una campagna vaccinale che continua in una situazione epidemiologica nella Marca in miglioramento. Sul fronte ricoveri in area non critica e terapia intensiva si è passati dalla fascia rossa a quella attuale gialla. Si registrano posti letto liberi anche negli ospedali di comunità, mentre l'area conti si abbassa passando da 1,28 di inizio dicembre a 0,60 di oggi. In questo quadro si inseriscono anche i dati legati alla mortalità. I deceduti per Covid sono il 21,5%, che è la più bassa del Veneto come mortalità. A 3 giorni dalla riapertura al 50% sono 3 le classi finite in quarantena nella Marca, inevitabile il commento del presidente della provincia Marcon. È un segnale che per certi aspetti era atteso, no? Quando si riaprono le scuole il rischio aumenta, però io credo di poter dire che con il nuovo protocollo, cioè che isola pure, fa i tamponi solo di quelli che poi rimangono in classe, si possa andare avanti. Commenta così il presidente della provincia di Treviso le 3 classi già in quarantena a 3 giorni dalla ripresa seppur parziale delle lezioni in presenza negli istituti della Marca. Era nelle corde un po' atteso, insomma, che potesse succedere qualche contagio. Teniamo duro, ognuno per la nostra parte, limitiamo al massimo tutti quei comportamenti di rischio e vedrete che la scuola non si fermerà più. Auspicio confermato oggi dall'attività degli studenti dell'alberghiero nella nuova sede di Pieve del Grappa. L'opportunità venuta incontro e la collaborazione con la provincia e con il comune di Pieve ci hanno permesso di mantenere attiva questa struttura e metterla a disposizione per le sue funzioni. 8 classi per 158 alunni da lunedì hanno iniziato seppur al 50% l'attività in presenza grazie all'impegno di provincia e comune. Per Pieve del Grappa, ma anche per tutta la Pedemontana, il Maffioli è sempre stato un punto di riferimento non solo in termini di risposta educativa per i nostri giovani, ma perché tante sono le collaborazioni fatte nel territorio da questa scuola. Un ritorno alle lezioni in presenza atteso dagli studenti. È un aiuto perché a casa io mi trovavo molto in difficoltà, perché sono una persona che normalmente studia poco, però se sono in classe mi aiuta molto. E per una situazione trovata un'altra in fase di soluzione, garantendo agli studenti del Maffioli, in attesa della nuova sede da 11 milioni di euro, di continuare le lezioni a Montebelluna. Presso una scuola di Guardabassa l'amministrazione comunale si è resa disponibile a fare gli interventi che servono per renderla adatta al Maffioli. Laddove servissero gli spazi aggiuntivi interverrà la provincia con i container. Siamo alla politica. 8 ministri del governo Draghi. Chi vorreste nel nuovo direttivo? Lo abbiamo chiesto questa mattina ai trevigiani. Nella squadra di Draghi, chi vedreste come ministri? Basta che non ci siano quelli di prima. Tecnici per i prossimi 15 anni. E lei, signora? Sono d'accordo. Dalla sanità alle regioni all'ambiente spero molto in persone, di cui si possa fidare. Si fa il nome di Giuseppe Conte. No, per carità di Dio. No. Non ci libereremo più di Conte, non ho capito, l'abbiamo sposato per sempre. No, io vorrei ci fosse un governo guidato dalla destra. Ci vorrebbe un cambiamento, magari optare anche un po' più sulla destra, visto che non ha funzionato il governo precedente. Gentiloni credo che sia in Europa, sta bene, non credo che lasci quell'incarico. Conte, da Presidente del Consiglio a fare il Ministro, non credo. Chiamerei la Capua al posto di Speranza,
come virologa al Ministero della Sanità. Al Ministero della Sanità. Poi è confermato Boccia, sembra, si ipotizza nel toto ministri. Lo terrei e Cottarelli sicuramente. Si parla di Giuseppe Conte come commissario europeo al posto di Gentiloni, che andrebbe alle No, a me io preferirei Gentiloni. Beh, Bonafede penso che sì, che abbia fatto abbastanza danni, non è neanche. Io vorrei una persona molto competente. Si potrebbe prendere qualcuno dei nostri avvocati che sono stati, tipo l'avvocato Naordio, il giudice Naordio, sarebbe una cosa migliore. Cottarelli potrebbe essere un nuovo ministero dei Poveri o anche del Tesoro, no? Perché nelle finanze c'è Gualtieri. Sì, potrebbe andare con Cottarelli, sì. È un tecnico. Bonafede se ne va però. Come? Bonafede se ne va. Resta vacante il posto al Ministero della La crisi è nata anche per far fuori Bonafede, quindi il progetto era quello. Un 2020 da dimenticare per il comparto auto in Veneto, con perdite pesanti, ma gli incentivi potrebbero rappresentare un'importante svolta per il 2021. Un bilancio sicuramente pesante, un anno da dimenticare, direi un anno difficilissimo, che ci ha portato a consuntivare, come ormai abbiamo tutti letto da più fonti, un 28% rispetto all'anno prima. Un segno meno nelle vendite, che si traduce in un calo di introiti e fatturato per il comparto auto del Veneto, pesantemente colpito dalla crisi legata al Covid. A fotografare la situazione il gruppo Auto e Moto di Confcommercio, che mostra situazioni diverse tra le province. Nella Marca Trevigiana si è registrato un calo del meno 23,63%, più pesante la situazione nel Vicentino, con un calo del 29,69%. C'è poi un meno 28,19% a Venezia, meno 27,78% a Verona e ancora meno 27,31% a Padova, meno 25,09% a Belluno e infine meno 22,31% a Rovigo. L'acquisto dell'auto è uno dei più rinviabili, soprattutto in un momento di incertezza per i lavoratori e per le famiglie come questo, ma gli incentivi saranno la chiave della ripartenza per il 2021, l'auspicio del presidente Sina. C'è la campagna rottamazione di nuovo, che è ripartita proprio da metà gennaio. C'è sicuramente un anno che vede segnare sicuramente un segno più. I nostri studi danno delle previsioni di un mercato al più 14%. Da un primo monitoraggio per il mese di gennaio 2021 a Treviso arrivano segnali positivi, con l'immatricolazione di 1.852 auto, qualcuna in più rispetto alle 1.806 di gennaio di 12 mesi fa. Considerando che in Veneto il parco auto per il 60% ha più di 10 anni, l'anno appena iniziato potrebbe essere quello della svolta grazie agli incentivi messi in campo. Concessionario più casa madre, se poi ci aggiungiamo anche la campagna governativa, si arriva anche ad un 35-40% di sconto. Direi che è sicuramente il momento buono per eventualmente sostituire l'auto. Ci sono anche le affissioni di manifesti abusivi di rivendicazione dell'attentato alla sede della Lega a Treviso nell'agosto del 2018, al centro degli accertamenti nell'ambito di un'inchiesta svolta dalle Digos di Perugia e Terni, che hanno eseguito diverse perquisizioni nei confronti di elementi gravitanti nell'area anarchica umbra ritenuti responsabili di istigazione a delinquere, danneggiamento e vilipendio della Repubblica. Nucleo di contatto urbano della polizia locale nei quartieri da oggi, obiettivo raccogliere informazioni e segnalazioni dai cittadini. Sentiamo. Da oggi la polizia locale entra nei quartieri con una stazione mobile. Stazione mobile della polizia locale tra la gente al mercato di San Liberale. I servizi comunali si spostano nei quartieri, impiegati in queste trasferte agenti appositamente addestrati per ricercare il contatto e il dialogo con il cittadino. Il nucleo di contatto urbano sarà presente in tutti i mercati rionali per raccogliere le segnalazioni, dare informazioni, per incontrare i cittadini. Quindi stazione mobile perché? Perché il nucleo di contatto urbano vuole avvicinarsi alla gente e raccogliere quelle che sono le segnalazioni dei residenti, quindi il comando vicino ai cittadini. È un servizio proprio di vicinanza alla comunità importante. Partiamo da San Liberale, ma in realtà creeremo un calendario che andrà a coprire tutti i quartieri della città. Porteremo proprio i servizi comunali laddove i nostri cittadini vivono, che sono i quartieri. Sarà possibile sapere in anticipo della presenza del nucleo di contatto urbano attraverso un calendario che sarà appositamente stilato. 2 agenti tra i cittadini, quindi, che hanno dimostrato di apprezzare la vicinanza della polizia locale. Ancora prima bisognava, perché sto villaggio già diventa proprio
Un po' abbandonato? Molto abbandonato. Soprattutto perché siamo un quartiere prevalentemente di anziani. È un'ottima iniziativa. Si evita tutto a strada e tutto. Bisognerebbe che la facessero un giorno sì e pure il giorno dopo. Rintracciata e fermata mentre insieme al marito passeggiava a Conegliano, sebbene su di lei gravasse un obbligo di dimora. Nei guai è finita una donna vittoriese che gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano hanno a quel punto arrestato. Non è andata meglio al marito, denunciato perché stava violando il foglio di via obbligatorio da Conegliano. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio, parliamo di telemedicina per le cure domiciliari delle persone oncologiche seguite dall'ULSS 2, il punto della situazione ad un anno dall'inizio della pandemia nella 20ª giornata mondiale contro il cancro. Nella giornata mondiale contro i tumori, il punto sulla situazione cure in tempo di Covid a Treviso a un anno dall'inizio della pandemia. C'è stato un lieve calo, sono state le visite di controllo, soprattutto dei pazienti che erano in follow-up, cioè pazienti che potenzialmente sono anche guariti ma che continuano ad essere seguiti. Qui abbiamo introdotto anche la modalità della visita, diciamo, di telemedicina sulla scorta di esperienze fatte anche da altri colleghi qui all'interno dell'ospedale, e questo ci ha portato a non avere particolari accumuli di visite ancora da espletare. Telemedicina come opportunità per attenuare l'impatto della pandemia sulle cure e sul sostegno ai malati oncologici. Noi continuiamo a vedere circa 15.000 pazienti, abbiamo eseguito almeno 8.000 prestazioni di trattamenti chemioterapici o assimilabili alla chemioterapia, immunoterapia o altro, e abbiamo più o meno altrettante, circa 7.000-7.500 visite di controllo. Per le persone oncologiche in cui l'infezione potrebbe risultare maggiormente problematica, il vaccino come tutela. Tutti i pazienti che hanno una malattia neoplastica e che sono in trattamento attivo, è bene che si vaccinino contro il Covid e anche contro le altre comuni malattie. Lutto in città, si è spento all'età di 74 anni Pasqualino Prissinotti, per tutti detto Lino. Per oltre 50 anni ha preparato frittelle e mandorle, croccante per i bambini. Quando non c'era la pandemia affollavano il Calmaggiore, gestiva il chiosco mobile di caramelle all'ombra del Battistero del Duomo, ereditato dal padre e poi lasciato al figlio Eugenio. Chiosco su cui l'amico Vittorio Zanini ha lasciato oggi dei fiori. Il cuore ha già provato, ha ceduto ieri mattina. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Nicolò lunedì mattina alle 10:30. Oltre al figlio Eugenio lascia l'altro figlio Gianluca e la moglie Vittoria. 110 anni della CGIL, la storia di un sindacato che ha visto anno dopo anno un cambiamento radicale. Sentiamo. Oggi come allora dalla parte del lavoro. Sono 110 anni di storia, di battaglie e di sostegno ai lavoratori. Abbiamo attraversato il periodo del fascismo, abbiamo attraversato dei periodi molto importanti e proficui dove il mondo del lavoro ha fatto dei passi in avanti importanti e la CGIL è sempre stata all'avanguardia, è sempre stata protagonista di questi momenti. È cambiato il mondo del lavoro e la CGIL ha dovuto cogliere questi mutamenti per rispondere alle esigenze dei lavoratori e dei cittadini. Non ci limitiamo solo al mondo del lavoro, ma abbiamo l'ambizione, e lo stiamo facendo, di contrattare anche in maniera molto più ampia. La contrattazione sociale è uno degli aspetti che noi stiamo praticando. Un traguardo importante, 1911-2021. Dall'anniversario dei 100 anni la CGIL è cresciuta sempre di più. La CGIL cresce, che se ne dica, insomma, la narrazione sul fatto che cresce tra gli attivi più che tra i pensionati, cresce tra i giovani precari, cresce tra le donne dei servizi e cresce tra i migranti e in tutti anche i settori, quelli industriali. Quindi a dimostrazione che in particolar modo in un periodo di crisi la CGIL nella società trevigiana viene vista come luogo di riferimento quando hai bisogno di un aiuto, di un servizio, di essere difeso.
Molte le iniziative promosse, domani il primo appuntamento, l'apertura delle celebrazioni con la storia della CGIL trevigiana. Abbiamo altri 6 eventi calendarizzati su tutto l'anno, con la speranza poi che ci possa anche essere degli eventi live, nel senso che abbiamo l'esigenza di incrociare anche le persone. Dall'unione del Centro Servizi Volontariato di Treviso con quello di Belluno è nato il Centro Servizi Volontariato Belluno Treviso, una nuova realtà che fornirà servizi ad oltre 670 organizzazioni di volontariato, oltre ad altre centinaia di enti del terzo settore del territorio. Ad occuparsi della sua gestione la neocostituita Associazione CSV Belluno Treviso, ente del terzo settore. In applicazione della recente riforma del terzo settore, infatti, 2 enti hanno optato per l'accorpamento, realizzando così un unico organismo che gestirà principalmente i proventi derivanti dalle fondazioni di origine bancaria attraverso la Fondazione ONC. Ed ora ci spostiamo ad Asolo, da domani riapre il museo, prima di tutto una serie di iniziative per riportare i turisti in città. Dopo oltre 90 giorni di chiusura dei nostri musei, dal Museo Civico alla Torre alla Rocca, finalmente possiamo riaprire i nostri beni, i nostri punti di attrazione al pubblico, ai turisti e ai cittadini. Ripartire dalla cultura per riconquistare il turismo. Ecco perché Asolo già da domani riapre i suoi scrigni chiusi dai provvedimenti di prevenzione del coronavirus. Apre con nuove modalità, verrà aperto il venerdì per tutto il giorno in orario continuato fino alle 18 al biglietto d'ingresso di €1 e proporrà anche delle visite guidate nei pomeriggi di ogni venerdì del mese di febbraio alle ore 16. Rivedere la macchina da scrivere di Freya Stark, i ritratti di Caterina Cornaro o i costumi di scena di Eleonora Duse ad un costo simbolico per incentivare il ritorno anche solo per un giorno alla settimana dei veneti nella città dei 100 orizzonti. Infatti va ricordato che tutti i musei il sabato e la domenica continueranno a rimanere chiusi. Purtroppo sì, vengono chiusi il fine settimana, però noi siamo riusciti in poco tempo a confezionare questa nuova proposta e per appunto spingere le persone a ritrovarsi in questo luogo di cultura e a ritrovare la bellezza che in questi mesi insomma è stata un po' spenta. Pesanti comunque le conseguenze per l'intera economia dell'Asolano. Non sono in grado di fare una stima, le perdite secondo me sono inestimabili da tutti i punti di vista e per quanti ristori ci possono essere non potranno mai superare alle presenze e se non altro alla presenza di turisti all'interno dei centri storici e delle nostre colline. Siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la politica, crisi di governo in carico a Draghi, il PD di cui fa parte l'ex segretario veneto Roger De Menec dovrebbe sostenere l'ex presidente della BCE, ma cosa vuol dire sul territorio non avere un esecutivo con pieni poteri? Abbiamo stanziato poche settimane fa 32 miliardi con uno scostamento di bilancio già approvato dal Parlamento, devo dire anche tutti assieme, non c'è stato nessun voto contrario, quindi ci sono 32 miliardi nelle casse dello Stato disponibili, ma la crisi ha fermato il decreto ristori. Questa secondo me è la cosa che più mi dà fastidio, che più mi fa arrabbiare, perché il decreto ristori voleva dire soprattutto dare le giuste risorse a tutto il comparto del turismo invernale, che ci riguarda da vicino, e quindi erano previsti capitoli per gli impianti di risalita, per i maestri di sci, per gli alberghi, i ristoranti, il bar, tutti i ristori in base al calo del fatturato, il cosiddetto calo del fatturato. Ecco, questo rallentamento non ci voleva, perché settimane di ritardo sono estremamente importanti per tutta questa impresa. Parliamo ora di Covid, sono complessivamente una ventina fino ad ora gli operatori delle case di riposo bellunesi che hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino Covid. Nelle strutture c'è preoccupazione. La campagna vaccinale per gli operatori sociosanitari in servizio nelle case di riposo del Bellunese è stata accolta come una sorta di liberazione per chi ha vissuto le pesanti conseguenze del contagio. Solo una ventina di operatori socioassistenziali hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione. Tra loro c'è preoccupazione e per molti non si tratta di un rifiuto ideologico. Fatto sta che il loro no pesa sulle società che hanno in gestione le RSA.
comprendiamo la preoccupazione delle aziende perché la situazione è tale per cui l'idea di avere persone che potenzialmente potrebbero portare il virus, anche se non è detto che possa accadere, ma che potenzialmente potrebbero creare un danno, chiaramente la preoccupazione ce l'hanno. Sono al momento 7 gli operatori non vaccinati alla Gaggia Lante di Belluno, 10 alla Mon e 2 ad Agordo. Paolo Santesso, amministratore della Sersa che gestisce la Gaggia Lante, è categorico. Il legislatore deve provvedere quanto prima a introdurre l'obbligatorietà del vaccino, almeno per il personale impegnato nell'assistenza alle persone più fragili. Noi in questo momento abbiamo cercato di capire perché hanno questa posizione questi lavoratori, non ci è parso di capire che loro abbiano una preclusione di tipo ideologico, è più una preoccupazione di capire forse quale sarà il vaccino migliore. Il sindacato ha cercato di consigliare tutti gli iscritti al buonsenso alla luce delle situazioni di vera e propria emergenza registrate nelle case di riposo sia nella prima ondata del contagio che nella seconda. C'è da dire che nonostante la situazione il vaccino non è obbligatorio e perciò le aziende non possono licenziare né sospendere dal lavoro chi decide di non farlo. La posizione della CGIL è stata espressa a tutti i livelli, è quella che la CGIL è favorevole e consiglia la vaccinazione naturalmente. Tempi record per la realizzazione e la messa in esercizio della nuova linea elettrica invisibile che collega Cortina con Auronzo di Cadore. Terna ha investito 60 milioni per l'infrastruttura altamente tecnologica e completamente interrata che rientra nel più vasto progetto di ammodernamento della rete elettrica dell'Alto Bellunese. L'opera è funzionale allo svolgimento in piena sicurezza dei mondiali di sci che saranno inaugurati domenica prossima. L'elettrodotto si snoda per 15 km nel comune di Cortina e per 9 in quello di Auronzo ed è stato realizzato e completato in 13 mesi nonostante l'emergenza Covid. Terna ha programmato un piano industriale che prevede in Veneto un impegno economico complessivo di oltre 370 milioni per i prossimi 5 anni. Murazzi di Longarone sarà un bando per il concorso di progettazione a determinarne il futuro e la valorizzazione. Il bando curato dalla Fondazione Architettura Belluno Dolomiti è frutto di un'azione congiunta di comune e provincia dopo numerosi studi dedicati all'approfondimento della conoscenza del sito. I Murazzi, imponenti muraglioni eretti nel XV secolo alle spalle dell'abitato di Longarone, rimasti quasi indenni all'ondata devastatrice del 9 ottobre 1963, sono oggi monumento nazionale e dal 2012 sede degli orti comunali. Per loro però è giunta l'ora di un nuovo giorno che si lega alla scuola materna soprastante. L'obiettivo intanto è mettere a norma e sistemare la scuola Lauro, che è una donazione dell'armatore Achille Lauro appena dopo il disastro del Vajont e che da sempre è stata una scuola dell'infanzia gestita prima dalle suore, poi nel 2010 le suore ci lasciarono e adesso è diventato un istituto, diciamo così, scolastico statale. I Murazzi sono un'opera gigantesca per la cui costruzione ci vollero i secoli intercorrenti tra il 1500 e il 1817, quando furono terminati. Nell'epoca della fame del 1782, la famiglia Sartori, che li aveva acquistati tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700, vi faceva lavorare i paesani di Longarone e degli altri villaggi, accordando loro come compenso una quotidiana misura di farina. Attraverso anche questo concorso di progettazione vediamo se riusciamo a trovare una soluzione che possa permettere di ridare ad un luogo che ha una grandissima e straordinaria importanza storica, a questo luogo suggestivo del nostro comune, un degno, diciamo così, valore. Nati per consentire la coltivazione di nuove terre e il contenimento delle frane, non sono però conosciuti come invece meriterebbero. Noi abbiamo proprio idea che questo possa contribuire oltre alla storia nostra legata al Vajont, a creare un presupposto per attirare sicuramente delle persone. E vi ricordo questa sera alle 21:15 su Antenna 3 la puntata della Zanzega interamente dedicata all'area geografica dei Colli Euganei, l'area collinare della provincia di Padova. Il viaggio di Lele Marcasse e Ivo Gallo inizierà dall'acqua che per secoli ha permesso il collegamento di persone e merci da e per Padova e la laguna di Venezia. Dal Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme arriveranno a Monselice, quindi il percorso delle 7 chiese con l'abbazia di Praglia, quindi Montegrotto Terme, il Castello di San Pelagio a Due Carrare, Villa dei Vescovi, infine i prodotti tipici vino e olio.
E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Brusco stop all'inverno con l'anticiclone che comanda il tempo sul nostro territorio, dove tra l'altro le temperature si porteranno su valori quasi primaverili. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà piuttosto nuvoloso, con nubi basse e nebbie in pianura un po' per tutto l'arco della giornata. Non si esclude anche una locale e leggera piovigine. Foschie anche fitte al mattino e soprattutto in serata. Clima mite, decisamente fuori stagione, con temperature minime tra 4 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo molte nubi con cielo grigio e fosco, qualche nebbia al mattino, anche occasionali piovaschi a carattere sparso, soprattutto nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime invece sugli 11-12 gradi. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà coperto, foschie soprattutto sui settori meridionali, possibili schiarite invece sul resto della regione. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime invece sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.